La giusta distanza, teatro, musica, arte, letteratura, dal 27 e 28 luglio, il 2, il 3 e il 4 di agosto nei comuni di Segusino e Setteville, in tutto il territorio, per scoprire il territorio, per poter dialogare con tutti gli artisti che sono stati in questa quinta edizione coinvolti, e il tutto è organizzato dal Teatro del Pane e dal Centro Culturale Bice Lazzari di Quero e dai due comuni che ovviamente sostengono il festival. Il nostro obiettivo è quello di portare le persone a incontrare i posti più affascinanti, più belli, più poetici di questo territorio e fare in modo che si possano incontrare per giornate molto particolari, perché una delle caratteristiche principali del festival è proprio portare le persone a stare insieme per un periodo che va al di là del consumare uno spettacolo, ma è un'esperienza che si può fare insieme, si possono incontrare gli artisti dopo gli spettacoli, c'è un momento di convivialità, quindi ci sono delle degustazioni con i prodotti tipici del luogo e quest'anno il tema principale del festival è la vista e il tatto e credo che sia il più azzeccato come tema perché questo è un distretto, come tutti sanno, molto legato all'occhialeria, alla produzione di occhiali e per questo abbiamo invitato Domestica Alchimia il 27 di luglio, partirà proprio con uno spettacolo dedicato alle comunità di Segusino e di Quero, Vas, di Setteville, per poter raccontare i propri sogni, cioè proprio l'attività onirica di ognuna delle persone, a partire dai bambini fino agli anziani, ma non solo il sogno come attività onirica notturna, ma anche come proiezione del proprio sé, dei propri desideri, del proprio lavoro, della propria esperienza di vita e trasformando questo in un spettacolo teatrale vero e proprio, quindi coinvolgendo direttamente tutta la comunità. Nello stesso giorno del 27, Lucio Stramare ci racconterà della sua lunga esperienza di designer di occhiali, appunto, e quindi il valore che lui ha potuto dare a questo oggetto che è un oggetto che è diventato negli anni un oggetto alla moda, ma che è sempre stato anche un oggetto molto utile a risolvere dei problemi fisici, come quello della vista per esempio, e il tutto viene però collocato in una chiacchierata molto piacevole che può essere di grande interesse non solo per chi è appassionato di occhiali come oggetto, ma anche chi vuole scoprire un po' l'esperienza di vita di una persona che ha dedicato veramente molto tempo e molta passione a questo tema. Il 28 invece di luglio è una giornata che capovolge il principio sul quale stiamo lavorando e cioè abbiamo invitato persone che purtroppo non possono usare la vista e quindi abbiamo un laboratorio di teatro, la dimostrazione finale di un laboratorio teatrale condotto da Michele Granzotto con l'Unione Cechi di Treviso ed è un'occasione davvero straordinaria per capire qual è la condizione di vita delle persone che hanno questo problema, che è quello di non poter vedere come accade a tutti noi. Verso sera, al tramonto, in Val Schievenin, che è la zona vocata proprio all'arrampicata, con le falesi e le palestre da roccia, Simone Salvagnin, che è un atleta paralimpico, assieme a me e assieme a Lorin Manzana, che è una guida alpina, e a Isaac De Martin, proponiamo una vera e propria performance in cui, appunto, oltre al racconto dell'esperienza di vita di Simone Salvagnin, che è una persona che ha perso la vista all'età di 13 anni e che però ha ritrovato una vitalità, un senso alla propria condizione, alla propria vita, alla propria esistenza proprio a partire dall'arrampicata e ritrovando all'interno di questa la libertà di esprimersi e di essere ancora al centro della propria vita, riprendere in mano la propria esistenza. Questo è un racconto davvero molto toccante, ma sarà altrettanto interessante vedere poi una dimostrazione pratica del lavoro che Simone sta facendo su di sé grazie all'arrampicata. Quindi vedremo Simone accompagnato da Loris arrampicarsi proprio nelle falesie della Val Schievenin. Tutto questo, sia il 27 che il 28, è condito dalle degustazioni che vengono preparate dal Bar alla Pesa di Segusino ed è una delle caratteristiche del Teatro del Pane, che è quella proprio di creare dei momenti di convivialità con il pubblico per fare in modo che ognuno
abbia anche il tempo di scambiare le proprie impressioni rispetto a quello che sta vedendo giorno per giorno. Si passa al weekend quello successivo, del 2, 3 e 4 agosto, anche qui con diverse proposte. La prima è una serata dedicata alla poesia, con Irene Curto e il suo lavoro molto interessante che si intitola Libellula, è accompagnata dalle musiche di Joe Schiavano. E prima di questo loro spettacolo ci sarà un incontro con Miro Graziottin, Nicola De Cilia e Corrado Piccoli, e parleranno di paesaggio, di fotografia e di rapporto tra questi, cioè su che cosa significa guardare il territorio, su che cosa significa attraverso la vista poter entrare nella parte emotiva di un paesaggio e quindi provare in un luogo molto particolare a Méliès che abbiamo individuato perché è una location adattissima a questo tipo di riflessione, che proprio dalla quale si può vedere tutta la Valle del Piave, Segusino, Fenere, insomma è un punto di vista molto interessante. Il 3 di agosto ci saranno Telmo Pievani, che tutti voi conoscete, ci sarà la banda Osiris, che tutti voi conoscete, che ci faranno entrare invece anche loro in un modo nuovo di guardare attraverso la comicità, il divertimento, ma anche la riflessione che Telmo riesce sempre ad innescare, ad accendere nella curiosità delle persone, utilizzando parole semplici per parlare di questioni molto complesse come appunto le difficoltà ambientali che stiamo attraversando e molti altri argomenti che ci riguardano da vicino. Ci sarà un laboratorio di poesia per bambini, adolescenti e adulti, condotto da Roberta Durante. Ci sono delle letture poetiche nel bosco, ci sono delle passeggiate appunto con le No Plastic Girl che ci faranno vedere anche loro il territorio di Vas, quindi il Piave e la sorgente del Fiume. E poi si andrà appunto per la degustazione a Quero e lo spettacolo della banda Osiris e di Telmo Pievani. Il 4 è una giornata all'insegna del divertimento, ma comincia anche qui con una passeggiata con un altro pezzo da 90 che è Daniele Zovi, che attraverso la sua lunghissima esperienza di forestale ci porterà nel bosco di castagni secolari che c'è appena sopra Segusino, a San Barnaba, accompagnato dal collettivo Sintonia, giovani ragazzi molto attenti al territorio e molto sensibili. Ci sarà la mostra itinerante di Antonio Gugliotto, che questa la troveremo in ogni location che si toccherà giorno per giorno di tutto il festival. Ci sarà di nuovo il laboratorio di scrittura poetica con Roberta Durante e poi si chiude il 4 appunto di agosto alle 21 a Segusino con Kim da Capea del Nord, Enki Penki Band e il sottoscritto Mirko Artuso con uno spettacolo divertentissimo, popolare, con questo mattatore del web che ha più di 100.000 follower e questa bellissima, divertentissima parodia del dittatore coreano. Insomma, è uno spettacolo che coinvolge tutti, che è aperto veramente a qualsiasi interpretazione divertente e comica. Per arrivare al festival, noi per non sprecare cibo e per non creare disguidi organizzativi, chiediamo a tutti di prenotare. È molto semplice, basta andare sul nostro sito www.teatrodelpane.it oppure scrivere una mail a prenotazioni@teatrodelpane.it oppure telefonando o scrivendo un messaggio WhatsApp al 380 3842 008. Fatelo per tempo, così ci permettete di organizzare al meglio ogni singolo evento e di accogliervi come è giusto che sia. Grazie a tutti e vi aspettiamo.